c'era già una bozza, diciamo anche abbastanza condivisa nella scorsa legislatura, che poi appunto non è stata portata al voto. Diciamo che quello è stato un testo base importante sul quale però abbiamo apportato nuove modifiche, parlo come Lega Nord per esempio. Altrettanto hanno fatto i colleghi del PDL. Loro, a dire la verità, non hanno preso neppure quella bozza di riferimento, ma hanno buttato giù delle idee nuove a parte e hanno cercato di capire quali erano le proposte più significative dal punto di vista politico nostre e le loro. E abbiamo condiviso e abbiamo creato un testo unico. Innanzitutto l'articolo 10, quello che parlava della specificità della provincia di Belluno, che nella scorsa bozza c'era qualche riferimento ma non era così chiaro e specifico, soprattutto perché in quell'articolo non solo si parla di Belluno e della specificità di Belluno, ma si fa riferimento alla specificità di tutti i territori montani anche al di fuori della provincia di Belluno, quindi penso all'Alto Trevigiano, all'Alto Vicentino, Asiago, Lessinia, Verona. E poi il concetto della, se vogliamo, del federalismo a doppia velocità infraregionale, cioè in sostanza dare la possibilità a quelle province che dimostrano una particolare, diciamo, capacità nel poter gestire questioni amministrative che poi noi deleghiamo a loro, di poterle applicare anche se altre province non le fanno. In nessuna parte dello statuto si parla di prima i Veneti scritto così, perché non avrebbe neanche senso. Chiaro è che questo comma è un comma importante perché ci consente un domani, quando noi andremo a approvare leggi di tipo ordinario, inserire questo principio, diciamo, della corsia preferenziale, della priorità, che non è esclusione, ma è il fatto di dare la possibilità ad alcuni cittadini di avere un maggior punteggio nel momento in cui vanno a richiedere una serie di finanziamenti regionali. Quindi significa anche persone che sono in Veneto da un tot periodo, che non c'entra niente del fatto che siano veneti o meno, ma possono essere tranquillamente anche persone extracomunitarie che magari sono 10 anni che lavorano nel nostro territorio, ma che hanno contribuito alla ricchezza del nostro territorio, e per noi questi sono considerate persone che hanno la precedenza rispetto a chi magari in Veneto ci viene per starci qualche mese e poi magari cambia residenza. Quindi non è solo nei confronti degli stranieri, ma se vogliamo anche nei confronti di persone che provengono da altre regioni. Attenzione, perché il comma non è un comma vincolante, quindi non significa che se tu non applichi esattamente questo principio vai incontro a delle sanzioni. Non si riferisce soltanto alla questione della residenza, come banalmente è stata portata sui giornali. Questo è un obiettivo, ma non è l'unico. Questo concetto di privilegiare tutti coloro che hanno un particolare legame col territorio fa sì che si cerchi di evitare di portare risorse fuori Veneto il più possibile, ma utilizzarle nel territorio. La Corte Costituzionale lo vaglierà, così come il governo lo deve approvare, però tengo a precisare una cosa, che questa dicitura è esattamente la stessa che la Corte Costituzionale ha messo dando risposta ad una richiesta, diciamo, della Regione Lombardia, quando nell'assegnazione delle case popolari in Lombardia aveva introdotto il criterio della residenza come requisito per acquisire maggior punteggio, no? Da questo punto di vista la Corte Costituzionale, pur dando torto alla Regione Lombardia nell'impianto generale del suo provvedimento, ha dato ragione, e lo si capisce proprio come la Corte si esprime, ha dato ragione alla Regione in particolare su questa questione della residenza, perché se loro avessero citato la cittadinanza sarebbero andati in contrasto con i dettami della Costituzione, perché non si può, perché da questo punto di vista, parlando esclusivamente di residenza e non di cittadinanza, la Corte usa queste parole specifiche e dice è possibile in quanto dimostra un particolare legame con il territorio. Se noi avessimo messo cittadinanza italiana non si poteva fare, perché io andavo in contrasto da questo punto di vista. Parlando soltanto di residenza, io dico anche l'extracomunitario che non è cittadino italiano ma è presente nel territorio veneto da 15 anni, no? O da 10, dopo vediamo gli anni, può avere questo punto in più perché dimostriamo il legame col territorio.
Ma l'abbiamo fatto apposta perché il popolo veneto non è la regione Veneto, la regione Veneto è l'istituzione con i suoi confini. In realtà il popolo veneto si estende anche al di fuori della regione Veneto, non solo in aree limitrofe, ma noi pensiamo a un altro Veneto, a un Veneto che ha più o meno le stesse dimensioni in termini di popolazione e che risiede in altri paesi, esempio il Sud America. Noi vorremmo creare alcuni legami importanti con questi veneti, farli sentire veneti, non solo per una questione di tipo culturale, che sicuramente è importante, ma perché no, anche per ragioni di tipo economico. Nella seconda parte dello statuto, quando andiamo a parlare dell'organizzazione, dentro si parla della regione Veneto, quindi noi abbiamo voluto semplicemente togliere dal titolo della prima parte, quella dei principi, la questione della regione Veneto, perché per noi era pleonastico parlare di regione dal punto di vista istituzionale, di confini. Per noi è il Veneto, anche per una questione di, come si può dire, di sentire, no? Sul concetto dell'identità, sul concetto della, se vogliamo, anche di inserire le radici cristiane del nostro popolo, qui abbiamo trovato un'affinità con l'UDC, perché era la stessa cosa che chiedevamo anche a livello europeo, di inserire nella Costituzione europea che le radici cristiane sono importanti. Penso per esempio a tutto il tema della famiglia tradizionale. Poi però sulle questioni relative per esempio al fatto che la Regione Veneto deve spogliarsi da quelle che sono compiti amministrativi che attualmente svolge e che in realtà secondo noi dovrebbero essere delegati agli enti inferiori, cioè alle province e ai comuni, ci sentiamo più vicini alle alcune proposte del PD. La specificità dei territori montani, che anche loro hanno previsto, e anzi anche quella di Rovigo, perché anche su Rovigo c'è un piccolo passaggio dove loro hanno citato addirittura anche la provincia di Rovigo. Noi non abbiamo citato provincia di Rovigo, però abbiamo detto ci possono essere in Veneto altre zone che soffrono particolari condizioni, diciamo, territoriali e che quindi hanno bisogno di maggiore attenzione da parte della Regione Veneto. Su questi siamo più vicini al loro progetto. Lo statuto deve essere principi cardine, guida, ma veloci, snelli, deve consentire poi alle leggi ordinarie di tradurre ciò che lo statuto dice come principi, ma soprattutto deve essere uno statuto come dovrebbe essere una Costituzione che vale per molto tempo. La nostra proposta di fatto li mette sullo stesso piano, perché dando molta autonomia alle province e ai comuni abbiamo addirittura previsto la possibilità, noi vorremmo che i comuni arrivassero ad avere almeno una capienza di 10.000 abitanti e dal punto di vista culturale questo è un problema, non è facile, però noi stiamo spingendo e nello statuto l'abbiamo messo per arrivare a questo. Quindi magari arrivando anche con finanziamenti a incentivare l'unione dei comuni da questo punto di vista. Quindi diamo autonomia da un lato, dall'altro cerchiamo di fare una maggior rete sul territorio, ecco perché dico che sono sullo stesso piano. Però dico anche che la Regione Veneto di sicuro, per forza politica, per finanziamenti che dispone direttamente e che disporrà in futuro con la riforma, diciamo, federale dello Stato, sarà sicuramente, secondo me, l'ente che da questo punto di vista fa la programmazione. Gli altri enti avranno maggiore autonomia perché andranno a gestirla, ad applicarla sul territorio, però di fatto chi farà le strategie, seppur condivise con gli enti minori, però le farà la Regione. Il vero motivo per cui non si è fatto il statuto l'altra volta era la questione della legge elettorale. Quindi lo statuto di per sé che andava bene, ma finché non chiudevi la partita della legge elettorale non riuscivi ad andare ad approvare lo statuto. Anche qui abbiamo il nodo della legge elettorale, attenzione, finché non abbiamo chiuso quella situazione lì i partiti minori potrebbero creare dei problemi in Consiglio se noi facciamo una forzatura, anche perché il nostro statuto prevede la riduzione del numero dei consiglieri. Per esempio questa questione relativa all'articolo 4, al comma 6, del particolare legame col territorio, questa è una cosa non negoziabile. Come non cediamo sul riconoscimento del popolo veneto, il fatto di avere la nostra bandiera, poi è stato inserito il concetto dell'inno, che per dire la verità non è nato da noi, questa è una proposta del capogruppo del PDL, non è visto in contrapposizione all'inno italiano, anzi.